troppe tasse e cessione di immobili per non più convenienza al possesso. Ascoltiamo Carmelo Cuschera, titolare dell'agenzia immobiliare Vero Affare, al microfono di Gaetano Ravanà. La domanda che uno si pone spontaneamente è: di solito un'agenzia immobiliare vende case. Voi sì, continuate a vendere le case perché è il vostro lavoro, ma principalmente adesso acquistate case. Ma perché? Acquistiamo case perché ci siamo girati totalmente di polarizzazione. In genere un'agenzia immobiliare, non vi nascondo, le case a €1 non le tratta perché il suo modello mentale è tale che pensa sempre alle provvigioni, che sono abbastanza alte, perché chiudendo poche operazioni deve alzare per forza le provvigioni, se no non riesce a sopravvivere. E quindi tutte le case di basso valore non vengono trattate all'agenzia immobiliare. Noi abbiamo fatto un percorso di analisi, devo dire, su scenari di case a €1 che si stava innescando a livello nazionale in altri comuni, e dopo un certo ragionamento abbiamo visto che potevamo in azienda sviluppare un motore che chiamiamo un motore a zero, cioè un motore che si rivolge in termini di operatività nelle case a €1 o che poi non sono a €1, c'è da spiegare questo scenario. In genere quando è da €1 vuol dire che il proprietario vuole cedere l'immobile e non vuole saperne nulla, però dico, già sistemare i documenti già salta una bella cifra. È da spiegare anche questo perché è abbastanza complesso, tipo le accettazioni tacite possono essere anche molte, 3, 4, ogni accettazione tacita minimo lo Stato vuole €290, poi ogni notaio vuole la sua quota a parte, quindi raggiunge 400, 500 un'accettazione tacita, se sono 3 sono 1.500, quindi non si parte più a €1 e quei 1.500 spettano ai proprietari, non spetta all'acquirente. Quindi... Ecco, ma perché un proprietario si decide, ecco, di darvi la casa, tra virgolette, a €1? Perché questi immobili non vengono trattati in genere dal mercato, non vengono visti. C'è un bagaglio enorme di immobili dove i proprietari non vedono l'ora di liberarsene. Uno perché si trovano in quartieri fortemente degradati, ci hanno provato decenni, ventenni a vendere, nessuno riesce a venderli. Quindi c'è un bagaglio di immobili, di fondo immobiliare lo chiamiamo noi, cioè il non plus ultra. Non vi nascondo che a questo livello pagano pure l'atto pur di liberarsene, perché poi chiaramente lo Stato ossessiona attraverso le tassazioni, l'immondizia che arriva, l'IMU che arriva, le ordinanze di demolizione, il vicino che riceve infiltrazione nelle pareti dove c'è il tetto bucato, che non fa altro che disturbare i proprietari. Quindi ci troviamo con una categoria, una classe esistente di proprietari che effettivamente è in sofferenza, in alcuni gravi, perché dico, mettersi a piangere su una vendita l'abbiamo assistito, che non riusciva a vendere, o altri proprietari che ha venduto a €1 ha portato dei dolci, tra cui dico, in questi casi quando noi vendiamo al pubblico non chiediamo provvigioni, e questo è il motore che abbiamo costruito a zero per questo, perché da parte nostra è gratuito. L'unica cosa che chiediamo che ogni tanto qualche casa, qualche immobile lo acquistiamo noi. Ripeto, perché c'è una fortissima illusione, non sono vendite semplici, quindi bisogna farle affrontare dai professionisti, sono le vendite più complicate che uno possa incontrare, perché ci sono 7, 8, 15, 80 proprietari con 50 decessi in corso, quindi se non c'è un professionista che è in grado di curare questi aspetti, difficilmente arriverete all'atto, si arriva all'atto. Poi si parte da €1, ma facilmente si arriva a 2.000, 3.000, 4.000 euro. Poi considerate, se c'è una successione, minima tassazione 650, 700, più il professionista raggiunge i 1.000, 1.500, più l'atto pubblico, atti pubblici minimali sono già le poste di registro minima 1.000 euro, quindi con facilità si arriva a bucare 2.000 euro, 3.000, 4.000, molte di quali spettano ai proprietari, quindi quell'1 euro è una semplice esca di attrazione, ma agli effetti dal portafoglio difficilmente, è quasi impossibile, si arriva a questo livello di acquisto. Ve lo dico prima perché così smontiamo lo scenario.